questa serie si fa al contrario, non è la presentatrice che presenta il cantante che presenta la presentatrice, perché lei, lei è particolare. Per voi, Tilde Mendes! Bella moda, bravo. Buonasera a tutti. Ciao Roberto, voglio salutare tutto lo staff di TV Campania, che io devi sapere, io sono nata qui. Veramente? Questa è la mia famiglia. Quindi tua madre ti ha fatto di Ha fatto il tuo cambio. Iniziamo, come stai? Io sto bene, tu come stai? Non letto, sì, ma senti, allora questa è la puntata zero. Sì, questa è la puntata zero. Quindi che fa, non si canta stasera? No, parlando solo. Senti, lei dice di questa bella bimba, tu stai spopolando e tra l'altro si stanno bellando le mode. Ma una bella Siete viola d'accordo rossa. voi qui? Sì. Penso proprio di sì, quindi è inutile che... no, penso che devi mettere qualcosa sul foglio bianco e devi vedere Devo fare bella qualcosa roba. e devi fare qualcosa di nuovo. Ho capito. Altrimenti non si canta più. Ho capito, questa è una minaccia, in diretta. Esattamente. Ho capito. Senti, no, vabbè, dai, scherzo, comunque al di fuori di tutto ciò, tutto a posto, no? Tutto a Io posto, lo so, a posto. diciamo che io non sarò proprio una presentatrice, io sono l'amica di Daniele De Martino. Lei è un'amica mia, appunto, lei è un'amica mia. Perché sto fatto presentatrice, no, ma nemmeno, io chi sono, non sono nessuno per dirti. No, assolutamente no, ma io sarò la tua portavoce, io sarò quella. Mia portavoce. La voce la coscienza. Già fatto più grande. No, assolutamente no. Io sarò la tua portavoce nel senso che farò ricredere a tante persone, diciamo di magari uno ci sta, no? Di chi magari ha un pensiero positivo, un negativo. No, guarda, io parto sempre dal presupposto che chi si vuole ricredere, basta che guardi i numeri e che ne devi fare. E ti posso stare sempre. Ad ogni modo, volevo anche precisare una cosa, io voglio ricordare anche Pino Fontana, i fratelli Mariano, tutti quanti. Sapete che io, anche se sono lontana, io però faccio sempre parte della vostra famiglia, basta che mi aiutato telefono e io ho subito corro da voi per qualsiasi problema, lo dico qui, ai microfoni a me, ad ogni modo stavo dicendo che ci tengo a precisare, che io vedo che tu comparti dalla mattina alla sera, no? Ma la Amazon. Con l'ignoranza, esattamente, con l'ignoranza, con tante cose che dico e che fanno. Qualsiasi cosa, io sono a fianco a Daniele, io sono una tipa che io non mi tengo mai in vita da nessuno, tu lo sai, no? Sì. No, ti sto ascoltando. Quindi qualsiasi ironia, battuta, felice, a noi non ci interessa. La cosa più che io amo è quando fanno le battute. Forse non ci siamo capiti, ma io sono l'effetto no, naturale. ancora devono capire, ancora devono entrare nel meccanismo. Non potevi chiamare, dai. Scusa, mi chiamo. Stavo dicendo che non hanno capito, non sono entrati nel meccanismo, che più parlano e tu più lavori. Tu invece la tazza. Dovete sapere che oggi fare la pubblicità ci vogliono tanti soldi, no? Io non tengo un euro, non dice che sono ricco, non tengo un euro. Non sto dicendo, però... Dove puoi arrivare? Non No, che servono tanti soldi! Il telefono, facciamo una cosa, stoppiamo queste parole perché poi c'è gente che capisce più sta pure di fa. Anzi, se ti dico cose ai soldi, buttato per cavolo. Allora non dici. No, ci sono gli sponsor che ci aiutano. No, dicevo, però se parlate male. Ma dici non morti di bene, usciamo soldi e sì, ma la pubblicità però, si parla, quindi la prima giornata fai un errore. Ma sono 5 anni che fai, ogni anno che passa ne aumentano sempre più le date. Ma tu non morti chi parla male fatto solo fatto, passa uno qua. Senti, allora, io vorrei iniziare subito, però Sì, veramente. sì, ma no, a livello di canzone. Sì, dobbiamo parlare. Dammi le mani, guarda. No. Intanto forse ci sono le telefonate, prendiamo anche le